Questo è un cantiere fondamentale per il nostro territorio perché ci consente di approvvigionare con le fonti idriche che arrivano dalla parte più settentrionale del territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi con tutta la pianura trevigiana. Un cantiere che vede le prime idee progettuali nascere 20 anni fa e oggi lo vede messo in pratica, pronto per essere ultimato. Noi siamo orgogliosi di avere oggi l'Università di Padova che viene a vedere due cantieri importantissimi quali l'attraversamento del fiume Piave e il microtunneling per la realizzazione della rete fognaria nella frazione di Falsè di Piave. Secondo noi è fondamentale creare la consapevolezza nei giovani in quello che il nostro territorio offre. In questo caso possono vedere e toccare con mano due opere idrauliche di fondamentale importanza per quella che è la salvaguardia dell'ambiente da una parte e per quella che è la salvaguardia del benessere dell'essere umano dall'altra. Presidente, ci può dire in sintesi in cosa consiste questa opera? Innanzitutto direi che oggi è una bellissima giornata perché sviluppiamo sostanzialmente una sinergia fra il mondo della scuola, precisamente con l'Università di Padova, la Facoltà di Ingegneria, la nostra società Alto Trevigiano Servizi e le imprese, per portare gli studenti a vedere due importanti progetti, così vedono sul campo quello che stanno studiando nel loro percorso di studi. Questi due importanti progetti sviluppati da Alto Trevigiano Servizi, che è il microtunnel, che con una tecnologia innovativa permette sostanzialmente di realizzare delle condotte sotterranee anche a una profondità importante di circa 8 metri senza fare scavi invasivi lungo la strada praticamente, quindi eliminando tutti i possibili disagi alla cittadinanza e alla viabilità. E poi c'è l'importante passaggio del fiume Piave con delle tubazioni molto importanti per andare sostanzialmente a recepire acqua dal Bellunese. Quali benefit può portare al territorio un'opera di questo tipo? Maggior quantità d'acqua e anche nei periodi in cui, come per esempio in questo ultimo periodo dove da 3 mesi, anzi da quasi 4 mesi non piove, la scarsità d'acqua diventa sempre più importante, sempre un problema difficile anche da affrontare. Il servizio di questa tipologia di intervento è un servizio utile alla cittadinanza, lo spiegava anche prima il sindaco Vettori. Il microtunneling è un sistema innovativo e nuovo che permette anche di migliorare la viabilità e recare il meno disagio possibile ai cittadini, quindi sicuramente da quel punto di vista è un importante traguardo appunto per non creare disagi e soprattutto anche perché ci permette insomma di avere una linea fognaria nuova e che sicuramente rende un servizio, un vantaggio e anche un valore aggiunto al comune.